De Agostini e AMZ presentano Gioca e suona con Cristina. Pagina 161. Che cosa fai, Cristina? Sto scrivendo una lettera agli amici di Gioca e Suona. Una lettera? Voglio scrivere anch'io! Allora ascolta. Carissimi amici, abbiamo trascorso insieme tanti momenti divertenti e abbiamo anche imparato tante cose. Per esempio, che ogni ambiente ha i suoi rumori, il suo sonoro, che i suoni possono essere piano, forte e fortissimo, che possono essere bassi, medi e alti, che cambiano secondo gli strumenti, e cioè che ogni strumento ha la propria voce, il proprio timbro, che i suoni possono avere una diversa durata e che queste durate si possono scrivere con le note, le tonde, le bianche, le nere e le crome, che il silenzio in musica si chiama pausa e sappiamo anche come si scrive la pausa che corrisponde alla nota nera. Per tutti, mam! Non sapevo di sapere tutte queste cose. Però adesso che me lo dici so di saperle. E pensi che anche i nostri amici di Gioca e Suona abbiano imparato bene? Io dico di sì. Sai cosa facciamo per saperlo? Tu spedisci la lettera e io manderò le mie orecchie a sentire cosa dicono. Molto bene, però... Vado io! Pronto? Sì, te la passo subito. Cristina! È il capo. È pronto? Cosa? Ma è una notizia fantastica! Facciamo subito le valigie e arriviamo. Cosa succede? È una sorpresa. Dai, Cristina, non farmi stare sulle spine. Aspetta, finisco di scrivere e lo saprai. Sarà una sorpresissima per tutti. Allora, riprendiamo la lettera. Sappiamo anche come si scrive la pausa che corrisponde alla nota nera. Siamo sicuri che tutti, ma proprio tutti, abbiano capito bene? Per essere veramente sicuri vi propongo... Vi propongo? Vi propongo le Olimpiadi! Cosa? Sì, questa è la grande sorpresa. La redazione di Gioca e Suona è stata invitata alle Olimpiadi. Presto, prepariamo le valigie. Il capo ci sta aspettando. Pagina 162. Ecco, in questo momento l'atleta con la fiaccola olimpica, accolto dall'applauso di 100.000 persone, entra nello stadio. All'applauso dei presenti siamo sicuri si associa quello dei milioni di telespettatori che in tutto il mondo stanno seguendo con emozione questo momento. Che emozione, ragazzi! Tutta la redazione in tribuna stampa per un grande servizio sulle Olimpiadi. Non sembra vero! Ragazzi, basta con le chiacchiere. Siete pronti per i giochi? Cioè per le cronache? Allora dividiamoci i compiti. Tu, Filippo, ti occupi dei servizi fotografici, dei disegni e... Sì. E mi raccomando di non fare i soliti pasticci. No. Camilla, seguirai le gare dei salti e dei lanci. Tu, Saverio. Dov'è Saverio? Capo, Saverio si è iscritto alla gara di... Cosa? E non mi ha neanche avvertito? E temeva che non gli desse il permesso. Il permesso? Se non vince almeno una medaglia d'oro, me lo mangio trifolato. Comunque adesso tutti ai posti di combattimento, come direbbe il nostro amico ammiraglio Lupo di Mare. E io? Tu stai qui con Cristina e Dorella per verificare che tutti i servizi siano a posto prima che vengano passati alla stampa. Ok, capo, non si preoccupi, tutto andrà per il meglio. Ok, capo. E tu tieni le orecchie a posto, se no te le taglio.
Pagina 163. Ecco, sta arrivando il primo servizio! Vediamo di che cosa si tratta. Siamo all'esterno dello stadio. Anche qui alle Olimpiadi ci sono i soliti ritardatari. Non riusciamo a capire quale sia la loro nazionalità. Filippo però è riuscito a sapere il motivo del loro ritardo. Chi ha perso l'aereo? Chi il treno? Mi sembra un bel argomento per un gioco. Cosa ne dite voi, tribuna stampa? Siamo d'accordo. Filippo ha disegnato i 4 atleti ritardatari. Sotto le 4 vignette abbiamo messo le bandiere di alcune nazioni. Vogliamo abbinare ogni atleta alla sua bandiera ascoltando gli inni nazionali? Ah, per rendere il gioco un po' più difficile, abbiamo messo qualche bandiera in più. Dopo aver indovinato qual è la bandiera di ciascun atleta, scrivete accanto a ogni bandiera il numero della vignetta corrispondente. Atleta numero 1. Atleta numero 2. Atleta numero 3. Atleta numero 4.
Ecco la soluzione, va bene? Vediamo. Il primo è americano, il secondo francese, il terzo italiano e il quarto inglese. Bravo! Era facilissimo! Pagina 164. Il secondo servizio è del capo e le illustrazioni naturalmente sono di Filippo. Abbiamo assistito alla gara dei 100 metri. Lo spettacolo è stato veramente entusiasmante. Vi consiglio di vederlo in moviola. Si fa in fretta a dire in moviola. Questo servizio è stato montato male e va rimesso tutto in ordine. Volete provare a farlo voi? Che bellezza! Un altro gioco! Allora, guardate bene i disegni di Filippo. Vedete che in basso a ciascuno c'è un quadratino colorato? Bene, ora ascoltate la telecronaca del capo e cercate di capire la giusta successione delle fasi della gara. Quando avrete indovinato, colorate le 4 caselle in fondo alla pagina con gli stessi colori dei quadratini, e però nell'ordine giusto. Via con la telecronaca! E attenzione ai rumori! Ecco che i corridori si sono disposti alla partenza nelle rispettive corsie. Nella corsia numero 1 vediamo l'atleta tedesco von Skat, nella corsia numero 2 il russo Velochov, poi il cinese Kimi Ved, infine l'italiano... ma è Saverio, possibile? In ufficio è più lento di una lumaca. Attenzione! Sono partiti! È in testa Kimi Ved, ma gli altri sono tutti ben piazzati. Sulla destra si va avanti von Skat, ma è Saverio che vince! Ragazzi, l'uomo più veloce del mondo! Stento a crederlo! È Saverio! Se ne accorgerà quando arriva in ufficio! Ed eccoli ora sul podio! Che ne dite? Vi è piaciuta questa gara? Vuoi sapere come ho colorato i quadratini? Sì, certo. Il primo quadratino è rosso, il secondo è verde, il terzo è blu e il quarto è arancione. Pagina 165. Alle Olimpiadi le gare si susseguono a un ritmo incalzante e se non avessimo dei collaboratori così bravi non riusciremmo a seguirle tutte. Cristina, guarda! Camilla ci sta inviando la finale del lancio del giavellotto. Gli atleti rimasti in gara sono 5. Potete vedere una bandiera per ogni atleta. A turno lanceranno il giavellotto. I giavellotti però sono un po' speciali e mentre viaggiano nell'aria emettono questo suono. Sentirete prima i passi dell'atleta che corre e poi il suono del giavellotto, così. Accanto ad ogni bandiera tracciate lentamente una riga per tutto il tempo che sentite il suono del giavellotto. Così potrete sapere qual è l'atleta che ha fatto il lancio più lungo. Siete pronti? Ecco in pedana l'italiano. Ed ora il tedesco. Il giapponese. L'americano.
e infine il russo. Allora, chi ha vinto la medaglia d'oro? Questa volta dovrete disegnare e colorare la sua bandiera nel rettangolino bianco in fondo alla pagina. Ma non è finita qui. Indicate anche chi ha vinto la medaglia d'argento e quella di bronzo, scrivendo nei quadratini i numeri corrispondenti al primo, al secondo e al terzo classificato. Poi controllate la soluzione a pagina 176. Pagine 166-167. Mentre voi sarete impegnati a colorare la bandierina, vi farò ascoltare una bella canzone. Ehi, Tri, Dimmi, Cirillo. cantiamo insieme? Va bene, ma tu sei pronto? Prontissimo! Lo sguardo hai tenero e splendente, il viso sorridente, tu Licia sei così. Rimangono tutti affascinati perché li hai conquistati con la semplicità. Hai sempre sul viso un dolce sorriso che scalda ogni cuore. Amore, 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 amore. Licia, love me, Licia. Come un fiore dal tuo cuore, sboccia ora in te l'amore. Amore nel cuore c'è in te. Licia, love me, Licia. Questo fiore dell'amore sta sbocciando in ogni cuore di quelli che son vicino a te. Ma Cirillo, sei bravissimo! Dai, vai avanti! Continuo! Andrea con Mirko e Giuliano ti tengono per mano e vivono per te. È bello star sempre tutti insieme, volersi tanto bene e non lasciarsi mai. Hai sempre sul viso un dolce sorriso che scalda ogni cuore. Amore, 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 amore. Cristina, hai sentito? Sono stato bravo, Bravissimo! Mi sorprendi ogni giorno di più! Ma mi sono allenato così tanto! Dai, proviamo con la nostra tastierina elettronica, Licia, love me, Licia. Questo fiore dell'amore sta sbocciando in ogni cuore di quelli che son vicino a te. Licia, love me, Licia, love me, Licia.
Pagine 168-169. La gara più emozionante, più faticosa, quella a cui ognuno di noi sogna di partecipare, è la maratona. La maratona di Gioca e Suona non poteva essere riservata a pochi atleti. Tutti i nostri amici devono partecipare. In che modo? Guardate il cartoncino numero 11. Ci sono 16 bigliettini che dovete ritagliare e mettere accanto alla tabella del percorso della maratona, illustrato a pagina 168-169. Oltre ai biglietti, ci sono anche dei segnalini, anche quelli da ritagliare, con i personaggi della nostra redazione. Ne dovete scegliere uno per ogni giocatore. Infine, vi dovete procurare un dado. Però fate tutto con calma. La maratona è una gara lunga e faticosa. Per farvi compagnia mentre ritagliate, vi anticiperemo la canzone del maestro, ma non ditelo a nessuno. È un segreto. Una canzone proprio adatta per questa occasione. Ora siete pronti? Allora disponete i vostri segnalini sulla linea di partenza, uno per giocatore, e incominciate a tirare i dadi a turno, avanzando sul percorso del numero di caselle indicato dal dado. Ah, ancora una cosa. Chi non sa rispondere alle domande che trova lungo il percorso, resta fermo un turno. Un'ultima raccomandazione. Tenete a portata di mano la tastierina e buon divertimento. Pagine 170-171. Le canzoni di Gioca e Suona. Oggi, in occasione delle Olimpiadi, che è una festa dello sport, ma anche dell'amicizia fra i giovani di tutto il mondo, vi ho preparato una canzone dal titolo Il canto della fraternità. Maestro? Ah, capo, lei? Quale onore? Sì, dovevo parlarle. Ma adesso c'è la canzone. Non c'è nessuna premura, ma perché non viene a prendere un caffè? Ah, volentieri. Ma è il coro? E i ragazzi? Venga, c'è tempo. C'è tempo.
Maestro, maestro, è svenuto. Dorella, Cristina, presto portati sali, l'aceto, qualcosa per farlo tornare in sé. Pagine 172-173. Le interviste di Cristina. La banda. Io sono il clarinetto. Io invece il flauto. Scusa, aspetta un attimo. No, parlo io. Signori, non potete parlare tutti insieme. E non c'è nessuno qui che possa parlare per tutti. Un attimo di silenzio, vi prego. Ma chi vi dirige? Lui. Lei è... Io sono il direttore di questa banda di... Beh, lasciamo perdere. Ma riesce a farli andare d'accordo? Io cerco di farli andare d'accordo, ma mi creda, non è un'impresa facile. E ci credo. Ma veniamo alla nostra intervista. Vi vedo tutti belli, lucenti, allegri. Siamo splendenti perché la banda è costituita in massima parte di ottoni, però ci sono anche i legni e le percussioni. E calma. Ottoni, e legni, e percussioni, si spieghi meglio. Ecco, tra gli ottoni c'è la tromba. Eh sì, questa la conosco. Come sta, signora Tromba? Benissimo, grazie. Poi c'è il trombone. Ci sono i corni. E anche le tube. E gli altri? Gli altri sono i legni, e se anche qualcuno non è più fatto di legno come il flauto, continuiamo a chiamarli così. Anche i legni sono tanti. Ehi, un momento. Io sono uno strumento importante. Non volete sentire almeno la mia voce? Eh sì, certo, ma non si preoccupi. Per lei e per i suoi colleghi stiamo preparando delle interviste in esclusiva. Senta, maestro, io comprendo che tutti abbiano voglia di essere intervistati, ma questa intervista è dedicata alla signora Banda, quella degli inni, delle marce, delle parate militari. Ha perfettamente ragione, ma non posso dimenticare di citare tra i legni il clarinetto, l'oboe, il fagotto e il controfagotto. E ora parliamo della signora Banda. La banda è fatta per suonare all'aria aperta, è fatta per suonare e marciare insieme. Ecco perché sono tutti strumenti a fiato, a parte naturalmente le percussioni. Sono tamburi, piatti, cassa, eccetera. Ha sentito? Mi può spiegare come mai la banda è così popolare? Vede, noi amiamo stare in mezzo alla gente, all'aperto. Una volta, quando non c'erano la radio, la televisione e i dischi, noi eravamo per molti l'unica possibilità, se escludiamo l'organo della chiesa, di ascoltare della musica. Tutte le musiche, anche le opere liriche, venivano trascritte per banda. Già, è sempre una festa quando arriva la banda. È vero, ogni paese, città, comunità è orgogliosa della propria banda. Il teatrino di Gioca e Suona. Ah, che gran cosa il teatro! Che fascino! Io credo che tutti abbiano una volta nella vita sognato di poter calcare le scene. Essere per esempio Giulio Cesare, Giovanna d'Arco, Amleto, oppure Napoleone e perché no? Tchaikovsky.
Che cosa ne dite? E allora sipario! Abbiamo attraversato tutta la Russia fino a Mosca. Se ne rende conto, signor Tchaikovsky? Tchaikovsky, già. Una grande armata. Anzi, la grande armata. La più grande che si fosse mai vista nella storia di tutta l'umanità. 650.000 uomini che attraversano questo territorio sterminato. Questo lei doveva mettere nella sua musica. Lei sa chi ci ha sconfitti? Il deserto! Sì, il deserto alle nostre spalle! Uno sterminato deserto di ghiaccio! E il deserto davanti a noi! Quello che voi lasciavate ritirandovi! Dov'è tutto questo nella sua musica, signor cosa? Tchaikovsky, signor. E invece, ecco, lei descrive la nostra avanzata. Poi il grande scontro, dove i due eserciti che si fronteggiano sono descritti con i rispettivi inni e colpi di cannone. In un'orchestra non si era mai visto. Ma devo dire che la musica che preferivo era proprio quella dei cannoni. Già. Poi la sconfitta.
Ma se mi permette, caro Tchaikovsky, il gelo, il generale inverno, questo vostro grande alleato e nostro grande nemico, dove sono nella sua musica? Non sono d'accordo, non sono assolutamente d'accordo. Su, non se la prenda, signor Tchaikovsky. La sua musica ci è piaciuta moltissimo. Ma si metta nei panni del generale. Bisogna capirlo. Anche lui, dal suo punto di vista, non ha torto. Non le pare?